Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Una città per cantare non è soltanto il titolo di una famosissima canzone di Ron, ma è quello che diventerà Montagnana dal 22 al 25 aprile, quando la città murata ospiterà le selezioni e la serata conclusiva di Voci Nuove 2010, che nominerà i 15 artisti emergenti che parteciperanno a Festival Show 2010. Secondo il sindaco Giuseppe Mossa, l'occasione sarà un'importante vetrina per Montagnana. Rappresenta tantissimo, prima di tutto per la grande visibilità che viene data alla nostra città, che merita visibilità, che merita di essere vista. Secondo, perché continuiamo con quello che è un nostro progetto di valorizzare la città anche in campo canoro. Lo stiamo facendo già per quanto riguarda la lirica, visto che abbiamo un concorso lirico ormai a livello internazionale, viste le nostre tradizioni che mettono la nostra città fra le principali città della lirica italiana, e intendiamo anche valorizzare la città anche su quel campo del canto che non è di serie B rispetto alla lirica, ma è di serie A, considerando solo che è un altro genere di musica, che è la musica leggera, dando spazio anche ai giovani che meritano di essere valorizzati anche per le loro doti canore. Nel corso di uno spettacolo che si svolgerà la sera del 25 aprile in piazza Vittorio Emanuele II, verranno annunciati i 15 cantanti che parteciperanno a Festival Show 2010, la kermesse estiva di Radio Birichina e Radio Bella e Monella, con i protagonisti del panorama musicale italiano ed internazionale, che da 11 anni tocca le principali località del nord-est. Quest'anno per la prima volta Montagnana ospiterà le selezioni nazionali che porteranno a individuare i 15 giovani che parteciperanno al tour estivo di Radio Birichina e Radio Bella e Monella Festival Show. L'appuntamento, organizzato in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale e la Proloco, si svolgerà dal 22 al 25 aprile. Sono varie le location che la città ha messo a disposizione per gli oltre 400 fra cantanti, cantautori, gruppi che si sono iscritti per partecipare a queste selezioni, che sfoceranno con uno spettacolo vero e proprio domenica 25 aprile dalle 20:30 in piazza a Montagnana, dove annunceremo e faremo esibire i 15 cantanti che poi prenderanno parte al tour estivo. È una rappresentanza che rispecchia un po' tutta l'Italia, sono rappresentate veramente tutte le regioni, vi sono alcune punte in Veneto, Lombardia, Calabria, Sicilia, Puglia. Abbiamo per la prima volta anche le presenze internazionali. 4 giorni di festa che coinvolgeranno non soltanto i ragazzi che sono qui per le audizioni, ma la città intera, perché oltre alle audizioni, alle selezioni e agli stage avremo dei momenti anche nella centrale piazza Vittorio Emanuele, dove i ragazzi potranno esibirsi, al di là del concorso farsi conoscere proprio vocalmente. Come annunciato l'assessore Loredana Borghesan, la manifestazione porterà a Montagnana personaggi di richiamo del mondo della musica. Nella fase conclusiva di domenica pomeriggio avremo a Montagnana anche Mara Maionchi, che appunto accompagnerà gli ultimi 15 finalisti. Pertanto ci aspettiamo un momento veramente importante dove Montagnana, assieme a tutte le altre caratteristiche culturali, storiche, di prodotto, avrà anche questo momento canoro, e speriamo, l'auspicio è che diventi un appuntamento annuale.